Sì, una grande scommessa voluta dalla nostra amministrazione, perché era importante avere un corso di medicina e chirurgia qui a Treviso, e questi sono i primi ragazzi, e soprattutto le prime ragazze, perché sono il 75% delle laureande, che hanno fatto il corso di laurea completamente a Treviso, e questo ci dà un grande onore e anche darà, spero, alla US2 un bacino di medici su cui pescare, e che sicuramente porteranno una grande personalità, e io spero anche chi si è laureato qui anche l'amore per questa città. Raccontato anche un aneddoto personale, se vuole citarlo. Sì, allora, considerando che io peraltro sono nato vicino all'ospedale, io ebbi la peritonite quando avevo 6 anni, e parlando dell'umanità, dell'umanizzazione che adesso sicuramente avviene anche, ripeto, anche secondo me grazie al grande numero di donne medico che ci sono all'ospedale, quando fui ricoverato non ebbi né sorrisi né pacche sulla spalla, ma solo colori verdi e bianchi e tanta paura per quello che mi stava venendo, tanto è vero che ho ancora la paura tremenda di fare il prelievo del sangue da allora. Ma questo io l'ho usato come aneddoto personale, ma è sicuramente il cambiamento che c'è stato negli anni nell'umanizzazione e nella cura del paziente, che dal punto di vista, specialmente i bambini peraltro, dal punto di vista anche dell'approccio al paziente stesso, e non solo nel curarlo come elemento.